Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Rissa tra ragazzine a Villa Dante a Messina, avrebbero cominciato come una messinscena per i social, finendo per picchiarsi veramente. Seconda udienza per lo stupro di gruppo alla Villa Bellini di Catania, il comune si costituisce parte civile. Don Rugolo, il sacerdote condannato per violenza sessuale, presenta ricorso contro la sentenza. I suoi legali chiedono che il processo venga riaperto. Palermo, violato dalla polizia, il fortino del crack allo Sperone, 18 arresti. Siciliani sempre più poveri, a Catania il maggior numero di cittadini costretti a rivolgersi alla mensa. Palermo è terza. Camastra nell'Agrigentino in piazza per solidarietà al sindaco, destinatario di 2 lettere con minacce di morte. Non ho paura e non mi dimetto, dice lui. Calcio, il Catania terzo in classifica con consapevolezza delle proprie forze. Il plauso al gruppo rosso-azzurro anche dall'ex allenatore degli Etnei Zeuli, ospite ieri a Corna. A Messina, botte tra ragazzine a Villa Dante, un episodio immortalato, un video girato a pochi passi da bimbi ed anziani. La rissa sarebbe iniziata come una messinscena, poi è finita, hanno finito per darsele veramente. Francesco Triolo. Le immagini sono al vaglio delle forze dell'ordine per verificare se si tratti di una messa in scena ben recitata oppure no. Quello immortalato alle telecamere degli smartphone nel cuore di Villa Dante, Parco Verde al centro di Messina, è comunque un episodio gravissimo. A darsene di santa ragione sono state 3 ragazzine, l'ennesima rissa tra adolescenti nell'assoluta indifferenza di chi è chiamato a vigilare sull'incolumità di famiglie, bambini ed anziani che quotidianamente frequentano il parco. Il video è stato diffuso da 2 consiglieri comunali ed immortala quello che all'inizio sembra un diverbio messo in scena per simulare una rissa, una di quelle assurde challenge sui social che vanno di moda. Poi 2 ragazzine vanno oltre, tirandosi i capelli, colpendosi con schiaffi e pugni, tutto questo davanti ad almeno 3 o 4 ragazzi quasi certamente conoscenti che assistono serenamente alla scena e riprendono tutto con gli smartphone. Qualcuno ad un certo punto prova a dividerle mentre una terza ragazza continua a colpire una delle 2 con calci e pugni sino a ridurla a terra. Sembra un film, non lo è. I 2 consiglieri comunali, Centofanti ed Oteri, che hanno segnalato l'episodio, chiedono la presenza fissa di almeno una pattuglia della polizia municipale durante gli orari di apertura, mentre il comune e la Messina Social City, che gestisce il parco, difendono il lavoro di rigenerazione di uno spazio sino a qualche mese fa dimenticato. Nuova udienza nel processo per lo stupro alla Villa Bellini di Catania dello scorso gennaio, ammesse le parti civili, tra queste anche il comune di Catania. Luca Ciliberti. Seconda udienza davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania in uno dei tronconi dell'inchiesta sullo stupro di gruppo avvenuto il 30 gennaio scorso nei bagni pubblici della Villa Bellini ai danni di una ragazzina di appena 13 anni e del suo fidanzato di 17 anni, oggi maggiorenne. 5 gli arrestati, tutti egiziani, 4 degli imputati sono in carcere, mentre un quinto, che ha collaborato alle indagini, è agli arresti domiciliari. Uno di loro ha chiesto il processo con rito abbreviato. Oggi sono state ammesse al processo le parti civili, tra cui il comune di Catania e 2 centri antiviolenza, esclusa solo l'associazione Bon2, presente in aula con Pietrangelo Buttafuoco, perché ritenuta non radicata nel territorio. Vogliamo sottolineare l'impegno che ha avuto la ragazzina fin dal primo momento che si facesse giustizia, ma una giustizia vera, non esemplare, una giustizia tesa a far sì che siano condannati gli autori effettivi della violenza che è stata perpetrata nei suoi confronti. Durante il processo è stato chiesto di essere sentito anche il ragazzo, all'epoca dei fatti minorenne, perché secondo uno dei difensori degli imputati sarebbero state violate alcune delle norme che riguardano i minori vittime di abusi sessuali. Il PM si è opposto, sostenendo di fatto le ragioni dell'avvocato difensore del ragazzo. È danneggiato da questo reato, però vi sono ovviamente delle notazioni tecniche che ho sottolineato. La prossima udienza è stata calendarizzata lunedì 21 ottobre per decidere sulle eccezioni formulate dalla difesa degli imputati, oltre che sulla richiesta di risentire il fidanzatino. I legali di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato per violenza sessuale su minori, non si arrendano. Hanno presentato appello chiedendo che il processo venga riaperto. Gerry Italia.
Nuova fase nel caso di Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato in primo grado a 4 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minori. I suoi avvocati Antonino Lizio e Denis Lovison hanno depositato un appello contro la sentenza del Tribunale di Enna, contestando le motivazioni che hanno portato alla condanna. Secondo la difesa, il Tribunale avrebbe commesso gravi errori interpretando in modo illogico e contraddittorio le prove. Per questo chiedono la riapertura del processo, convinti che il giudizio di colpevolezza sia stato emesso senza un adeguato supporto probatorio. Anche la Curia, considerata responsabile civile nel processo, ha deciso di ricorrere in appello. L'avvocato Gabriele Cantaro, che la rappresenta, sostiene che la Curia non possa essere considerata legalmente responsabile, poiché solo la diocesi di Piazza Armerina e il seminario hanno una personalità giuridica riconosciuta. Intanto si chiude un altro capitolo legato alla vicenda. Il GIP del Tribunale di Enna Giuseppe Noto ha archiviato le accuse di diffamazione contro i giornalisti Pier Elisa Rizzo e Filippo Occhino, direttore della testata Enna Live, e Francesco Zanardi, presidente dell'associazione Rete L'Abuso. I tre erano stati denunciati da Rugolo per un articolo del giugno scorso, ma il giudice ha ritenuto infondate le accuse. 16 anni di reclusione per il santone Piero Alfio Capuana, 79 anni, accusato di abusi sessuali su minorenni consumati in una comunità di ispirazione cattolica. È la richiesta di condanna avanzata dal PM Agata Consoli al Tribunale di Catania a conclusione della requisitoria del processo sull'inchiesta 12 Apostoli. L'accusa ha chiesto anche la condanna per 3 presunte fiancheggiatrici dell'uomo, 15 anni per Fabiola Raciti e 14 anni ciascuno per Katia Scarpignato e Rosaria Giuffrida. Secondo la Procura, gli abusi erano presentati come atti di purificazione compiuti da un arcangelo reincarnato, plagiando le ragazze. Il fortino dello spaccio al quartiere Sperone di Palermo non è più terra di nessuno. 18 le persone arrestate per spaccio di crack. Maglio Viola. C'era una volta il fortino del crack. Ci sono voluti 2 anni di preparazione e altri 2 di indagini, ma la polizia riesce finalmente a entrare nel bunker cosiddetto dei Cancelli allo Sperone, una sorta di zona franca, un sotterraneo adibito a garage dove 2 famiglie criminali avevano organizzato un vero e proprio market del crack, rendendo l'intero condominio un vero e proprio fortino. Nell'area box era stata creata una rivendita abusiva di bibite come copertura, ma in realtà gli impiegati, perché questo erano delle 2 famiglie, vendevano droga 24 ore su 24. Sul tetto dello stabile c'erano le vedette, intorno ai cancelli girava la ronda di controllo, all'interno si commerciava crack per guadagni da circa 50.000 euro al mese. Migliaia gli episodi documentati dalle telecamere e dai microfoni che la polizia è riuscita a piazzare fra il 2020 e il 2022. Gli spacciatori venivano pagati come veri e propri impiegati, naturalmente in nero, mentre le 2 famiglie, che in passato si erano anche scontrate, tanto che nel quartiere si era assistito a pestaggi e spedizioni punitive, avevano raggiunto un accordo formando una società di fatto. 18 le persone arrestate, 17 delle quali accusate anche di associazione a delinquere, una soltanto di spaccio. E mentre la polizia faceva breccia allo Sperone, i carabinieri facevano altrettanto allo Zen, dove sono 40 le persone denunciate per altri reati che vanno dall'occupazione abusiva al furto di energia elettrica. Elevate anche contravvenzioni per 20.000 euro e ritirate 8 patenti. Povertà in aumento. Catania è la città in Italia con la percentuale più alta di cittadini costretti a mangiare nelle mense. Palermo è terza. Adelaide Barbagallo. Cresce la povertà in Sicilia come nel resto d'Italia. Sono sempre più numerose le persone che chiedono aiuto per sfamarsi. Quasi 5 milioni gli italiani che lo scorso anno non hanno potuto permettersi un pasto completo con carne, pollo, pesce o equivalente vegetariano una volta ogni 2 giorni. È il dato diffuso da ActionAid. Cresce al contempo lo sforzo delle associazioni che distribuiscono in Sicilia migliaia di pasti al giorno. Catania è la città che presenta in Italia i tassi più elevati rispetto alla popolazione residente di beneficiari. Palermo è la terza, preceduta da Reggio Calabria. A confermare la crescente richiesta di aiuto il presidente del Banco Alimentare, ospite di Buongiorno Sicilia. I numeri sono in Sicilia molto forti purtroppo, 280.000 siciliani aiutati in questo momento ogni giorno da Banca Alimentare. Anche la Caritas a Catania conferma la crescente richiesta di aiuto da parte di cittadini che hanno perso il lavoro o che sono disoccupati da anni. Accanto alla povertà assoluta esiste anche la deprivazione alimentare di chi non può permettersi nemmeno una volta al mese di mangiare fuori casa. Continuano le aggressioni in ospedale contro medici e infermieri, troppa violenza, denunciano i sindacati, c'è chi ha scelto di dimettersi. Marco Gullà.
violenza gratuita, aggressioni e intimidazioni, l'inferno degli ospedali palermitani. Gli ultimi episodi di aggressione sanitari, prima al Civico e poi all'ospedale Cervello, entrambi per mano della stessa famiglia, hanno nuovamente acceso i riflettori su quella che è un'emergenza sociale. La stessa donna, assieme al marito, ha prima aggredito un sanitario all'ospedale Civico e poi 2 infermieri all'ospedale Cervello. Ma c'è altro, sempre la stessa donna palermitana, dopo un paio di giorni è tornata all'ospedale Civico e ha nuovamente minacciato il sanitario che era stato precedentemente aggredito. Non finisce certamente qui, ha detto. Ormai le aggressioni si susseguono giornalmente, la situazione è diventata insostenibile da parte di tutti gli operatori e noi assistiamo giornalmente al disfacimento di un sistema sanitario che era tra i migliori del mondo. E poi c'è anche l'aspetto psicologico. Molti operatori sanitari hanno anche rassegnato le dimissioni da alcuni ospedali siciliani. Non solo gli operatori sono tra i peggio pagati, ma ormai sono terrorizzati anche dalla sicurezza. Non è un eufemismo chiedere di uscire per andare a lavorare con la certezza di poter tornare a casa incolumi. I sindacati chiedono interventi urgenti e concreti per trasmettere serenità a chi ogni giorno va a lavorare per il bene della comunità. A Camastra, nell'Agrigentino, il sindaco Dario Gaglio ha ricevuto 2 lettere intimidatorie con minacce di morte. I cittadini sono scesi in piazza per solidarietà. Camastra, in provincia di Agrigento, si è stretta con un intenso abbraccio intorno al suo sindaco Dario Gaglio, appena bersaglio di 2 lettere intimidatorie con minacce di morte. È stata una manifestazione di sostegno e di solidarietà concreta e non banale, come spesso avviene per i messaggi sui social. Tutti in piazza a fianco del giovane primo cittadino con striscioni, applausi, parole di incoraggiamento. Al corteo hanno partecipato anche altri sindaci agrigentini. Non ho paura, ribadisce il sindaco a margine della marcia che ha attraversato il paese. Onestamente sono molto orgoglioso dei miei concittadini perché la mia Camastra è questa, non è quella di colui che ha compiuto questo atto vile. Atti di questo genere non vanno sottovalutati e siamo qui per dire no ad ogni forma di violenza, anche perché sono atti che non dovrebbero esistere, perché un'amministrazione giovane e trasparente come la nostra non ha modo di avere questi tipi di atti intimidatori. Le indagini delle forze dell'ordine proseguono. La prefettura di Agrigento ha disposto l'attivazione della vigilanza genetica radio controllata a tutela di Dario Gaglio. A 30 anni dalla strage di Via D'Amelio, la famiglia del giudice Borsellino continua a chiedere che venga fatta luce. Chi è l'amico che ha tradito mio padre? Si chiede la figlia Lucia. Sentiamo Adelaide Barbarallo. Diteci la verità. La chiedono da anni i familiari del giudice Paolo Borsellino, ucciso in una strage di mafia dai molteplici punti oscuri. Ed oggi dalle pagine di Repubblica torna a parlare la figlia Lucia per chiedere di fare luce sulla solitudine di suo padre in procura. Confidò pure che un amico l'aveva tradito, dice Lucia Borsellino, che prosegue. I processi di questi ultimi anni hanno disvelato il più grande depistaggio della storia giudiziaria italiana. In questo momento penso sia ancora più doveroso non trascurare alcun ambito di indagine, soprattutto per fare luce sulla solitudine di mio padre all'interno di quello che lui chiamava il covo di vipere, la procura di Palermo. Confidò pure che un amico l'aveva tradito. Chi è questo amico? Il diritto alla verità è imprescrittibile. Le indagini della procura di Caltanissetta stanno cercando di fare luce su ciò che accadde proprio in quegli anni. Sotto inchiesta sono finiti anche 2 magistrati che negli ultimi 30 anni sono diventati dei simboli della lotta alla mafia, Gioacchino Natoli e Giuseppe Pignatone. E intanto, per altre vicende che riguardano sempre però la mafia, arriva la notizia di pene ridotte in appello ed una pioggia di scarcerazioni per scadenza dei termini di custodia cautelare per alcuni fedelissimi di Matteo Messina Denaro, che nelle prossime ore torneranno liberi. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Palermo. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo per vedere quanti cittadini catanesi sono stati multati per abbandono di rifiuti. A tra poco.
170 verbali amministrativi per un ammontare di oltre 56.000 euro e 7 provvedimenti penali sono il bilancio della repressione della Polizia Municipale di Catania contro l'abbandono dei rifiuti, sanzionati in particolare gli incivili che, ignorando le regole della differenziata, contribuiscono a creare microdiscariche come quelle che vedete in queste foto. Denunciati anche 3 locali del centro storico che emettevano rumori oltre i decibel consentiti. A Catania si avvicina la stagione delle piogge. Gli abitanti del villaggio Santa Maria Goretti puntano il dito contro il comune. Nessuno ripulisce il torrente, le nostre case sono a rischio allagamenti. Tonino De Mana. Si avvicina la stagione delle piogge ed aumenta la paura nel villaggio di Santa Maria Goretti, dove gli abitanti da anni vivono con l'incubo dell'esondazione del torrente Forcile. Da queste parti ogni acquazzone equivale ad un allagamento, con case, giardini e garage che finiscono sott'acqua. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, i fenomeni si sono intensificati, ma a fronte di una natura sempre più imprevedibile, continua a mancare o a ritardare l'apporto degli enti locali. Prevenzione questa sconosciuta, come ribadisce un abitante del villaggio che si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55005. Sì, è sempre lo stesso. Noi da agosto che noi facciamo delle segnalazioni al comune, al presidente della circoscrizione e come state vedendo non si è potuto, ancora siamo il 15 ottobre, ma questo canale quando si deve pulire? Corso d'acqua a tratti invisibile perché ricoperto dalla vegetazione incolta, canne che poi provocano il temuto tappo. Il ponte ormai è antico, si deve rifare, ce lo promettono sempre, ora lo fanno, hanno stanziato dei soldi ma non fanno mai niente. Il problema è quello di demolirlo questo ponte una volta per sempre, come hanno fatto al Simeto. Grido d'allarme lanciato anche dal presidente della sesta municipalità, Francesco Valenti. Speriamo che l'amministrazione centrale si possa attivare quanto prima per scongiurare ogni possibilità di pericolo per i cittadini residenti. La speranza è che nel frattempo non arrivi prima la pioggia prevista su Catania già nel fine settimana. Altri 114 migranti sono giunti a Lampedusa dopo che le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza hanno soccorso al largo dell'isola 3 barchini salpati dalla Tunisia e dalla Libia. A bordo c'erano egiziani, siriani, algerini, bengalesi, tunisini e guineani. Dalla mezzanotte sono 8 gli sbarchi per un totale di 219 persone. Intanto è cominciato il primo invio di migranti nei centri allestiti in Albania. Si tratta di 16 tra bengalesi ed egiziani intercettati la scorsa notte su alcuni barchini in acque internazionali. A Porto Empedocle è giunta invece la nave della ONG Mediterranea Saving Humans, che aveva rifiutato di approdare a Napoli chiedendo un porto più vicino. Qui ha sbarcato 58 migranti, ma la nave è stata sottoposta a fermo amministrativo e ad una sanzione di 4.000 euro per aver violato il decreto Piantedosi. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con la pagina sportiva. Siamo al calcio. Catania terzo in classifica, convinto dei propri mezzi e della propria forza, delle qualità del nuovo gruppo rossazzurro. È convinto anche Zeuli, ex allenatore degli Etnei, intervenuto ieri a Corner. Marco Carli. Il Catania ha qualcosa in più, lo dice a Corner Michele Zeoli, uno che la piazza la conosce e che conosce anche l'ambiente interno alla società. L'entusiasmo cresce dopo la vittoria senza storia con l'Altamura, che è valsa il terzo successo consecutivo per i rossazzurri. Nessuno si sogna di pensare che adesso sia tutto in discesa, anzi, ma la positività c'è, è coinvolgente e può servire. Il tutto dopo un periodo non facile, con la piccola frenata di metà settembre che adesso va valutata per quello che era, punti importanti contro 2 squadre valide come Picerno e Cirignole, una battuta d'arresto che vale un incidente di percorso a Giuliano e poi gli infortuni in serie a centrocampo e recentemente il punto di penalizzazione. Ma la squadra è andata avanti e lo spirito positivo è corroborato dai numeri: 6 gol fatti, 1 subito nelle ultime 3. Gli attaccanti, legacy inglese, che cominciano a rispondere ai giocatori che stanno venendo fuori come Jimenez. Bisogna esaltare il momento di questa squadra, di questo allenatore, dello staff, della società stessa che stanno portando avanti un progetto. Vedo una cosa che altre squadre non hanno,
Questo non vuol dire, perché tante persone faranno gli scongiuri in televisione, chi ci ascolta e chi ci vede, che altre squadre non hanno, nel senso quella compattezza, quel senso di granitico che dimostra il Catania in campo. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.